Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Ciao amici di Vini Friulani e bentornati a questa seconda parte di questa conversazione con Patrizio Mazzer, il export manager di Rauscedo. In questa parte di questa conversazione parliamo dei cambiamenti di nostre abitudini di consumare il vino, l'effetto del prezzo del vino sul mercato finale e diverse strategie, come trovare un partner, come se tu sei un piccolo produttore, come si può promuovere, trovare il partner perfetto per te. Ma è stata veramente una conversazione molto interessante per me e spero anche per voi, però ovviamente non l'abbiamo coperto tutte le idee. Allora voglio chiedere a voi che, come lo dice in questo puntata, che so che ci sono tanti di voi che siete fuori, che siete produttori, forse avete una domanda per Patrizio, forse avete una domanda anche per me, o forse ha un'opinione diversa di quello che hai sentito su queste 2 puntate con Patrizio. Allora, contattarmi, chiamami. Quello che mi conoscono bene sanno anche come contattarmi via telefono, però se per qualche motivo non hai un contatto diretto, si può sempre trovarmi su La Taverna Podcast, su Instagram La Taverna Friuli, su Facebook e Wayne Grape su tutti gli altri diversi canali sociali. Allora, mandami i tuoi commenti, mandami forse qualche domanda o mandami anche un commento che è controcorrente di quello che abbiamo parlato di questo. Comunque, non ci sentiamo più la mia voce, io voglio tornare a questa seconda parte di questa veramente interessante conversazione con Patrizio Mazzer. Chiaramente il vino in Italia è stato anche una commodity per tanti anni, nel senso che a pasto uno beveva il bicchiere di vino, che poi si identificava tra rosso e bianco, quindi non c'era neanche una conoscenza delle tipologie dei vini, eccetera, quindi era legato o bianco o rosso. Ed era quasi una commodity perché lo bevevano regolarmente le persone tutti i giorni. Mm-hmm. Io dico, non vedo niente di strano se uno mi dice c'è un calo di consumi. Io chiedo anche ai miei coetanei, ma tu ogni giorno ti bevi il vino? Ti dicono, beh, a mezzogiorno no, perché per lavoro non lo bevo più, se no sono in giro con clienti che dobbiamo berci un bicchiere di vino. Io personalmente quando faccio pausa pranzo, il 90% delle persone non beve più vino, ok? Alla sera, a volte sì, a volte no, ma non apro una bottiglia se magari la mia compagna, mia moglie non beve anche lei, è difficile che da solo mi apra una bottiglia per bermi un bicchiere di vino, no? Ok. Quindi abbiamo cambiato anche noi Certo. lo stile del consumo. Certo. Quindi non è che dobbiamo chiederci cosa sta succedendo nel mondo. Quando mi dicono i giovani non bevono vino, io quando avevo 20 anni bevevo cocktail, non bevevo vino. Anch'io. I ragazzi giovani che hanno 20 anni adesso bevono cocktail, ok, bevono anche il mo cocktail, cioè quello analcolico, quello è un passo in più che magari noi non facevamo, invece loro bevono anche il mo cocktail, come lo chiamano, e quindi un consumo magari anche lì vanno a ridurre le quantità, però continuano a bere super alcolici, ok, rispetto che al vino come facevo io e tutti i miei coetanei. Quindi a volte dobbiamo stare un po' attenti a non spaventarci quando leggiamo determinati dati che non sono altro che un ciclo abbastanza ricorrente. Ok. Quindi Allora per non te è dobbiamo più una cosa spaventarci. ciclico e non è perché c'è tutti questi studi che vengono fuori che non devi bere alcol, che alcol ti fa male anche se lo bevi solo una volta all'anno, non devi farlo. Secondo te è più
una Allora, moda questo invece di... influisce, questo sicuramente influisce, Ok. ma lo stile alimentare, cioè lo stile di salutista, chiamiamolo così, Mhm. inizia un po' a influenzare la vita delle persone, no? Ed è anche corretto questo, però non è che l'alcol sia una cosa che se lo bevi muori, voglio dire. Certo. Eh, eh, Però c'è un bel tanto po' di anni. allarmismo, c'è tanta allarmismo, tante le persone, se bevi solo una volta a settimana si vede questa parte del cervello che si comincia a ristringere e allora ci stanno tanti, oh mio Dio, non posso bere. Sì, però se poi io vedo che superalcolici ne bevono una botta, quindi non è che, perché non stiamo dicendo che è il vino che crea danni, è l'alcol. Poi in realtà gli spirits continuano a berli, gente continua a investire, a creare sempre nuovi brand di spirits e Mm, meno consumo di vino. Quindi capisci Wayne, non stiamo, cioè il calo della vendita del vino sì, può essere legata a un cambio di consumo, quindi di occasion, di maniera di consumare il vino, ok, ma non a uno cambio di stile completamente di vita. Chiaro, c'è un consumo ridotto di alcol in generale, perché è cambiato lo stile anche di vita. Però se gli spirits non soffrono e soffre il vino, vuol dire che il problema è all'interno del mondo del vino in questo momento, non è all'interno del mondo dell'alcol. ok, Ok? Cioè, questo è quello che per me è importante capire, cioè che sì, non sottovalutiamo il fatto che c'è un cambio di comportamento delle persone, sicuramente, e quindi c'è un calo dei consumi, però dobbiamo anche capire che non è che tutto è in sofferenza. ok, Negli spirits, i famosi ready to drink sono in crescita. Ready to esattamente. drink hanno che sia il 5% di alcol, ma hanno il 5% di alcol, quindi non vuol dire che la gente non beve Non alcol a beve alcol, prescindere. ok. Ok? E un ready to drink a 5-6 gradi di alcol, un Alcol c'è. sì, un moscato normale, sparkling, a 6 gradi. Mm, Ok? Tanti vini sono a 11 gradi, 12 gradi, quindi non stiamo parlando, se uno beve un gin tonic, a più gradi di un bicchiere di vino di Amarone che ne fa 15 e mezzo, perché certo. 40 diviso 2, facciamo diviso 2, fa 20, e se non fa 20 farà 15 diluito. Voglio dire, lo faccio in maniera errato il calcolo, però sì, capisci cosa voglio dire, Wayne? Certo, certo. Non è che non bevono vini perché sono troppo perché l'alcol è troppo alto e cercano qualcosa a basso alcol, perché poi quando bevi un cocktail ha più alcol di un vino. Certo. E l'alcol in generale Però sì, per essere l'avvocato del diavolo, cocktail lo bevi uno, forse due, una bottiglia di vino, se bevi in due stai parlando di 3-4. sì, assolutamente. Ed è quello che è cambiato però. Quando si dice son cambiate, cioè son calati i consumi, son calate le quantità. Ecco, ritorniamo a quello di prima. 1 perché non ha soldi, compra meno. 2 perché vuoi bere meno, bevi meno quantità. Ok. O ti trovi meno volte con gli amici a fare l'aperitivo. Mm, O se vai a fare l'aperitivo, una volta lo fai alcolico, una volta lo fai analcolico magari. Se è ok. un cambio di comportamento. Cioè, per il cambio di comportamento, invece di bere 2 bicchieri ne bevi 1 solo. Questo è sempre un cambio nelle quantità, perché può essere uno stile di salute o un problema economico in tasca. Mhm. Ti dico 2 cose simpatiche: lo scontrino medio da Starbucks è di $7,50, okay, Ok. che Stiamo parlando mediamente un di un ragazzo. caffè e qualcosa da mangiare. Sì, un caffè, può essere un brownie, può essere Un un muffin o qualcosa. muffin, cos'è? Okay, perfetto. Quindi 7,50. 7,50. È chiaro che questo è trasversale anche per lo studente, voglio dire, no, che dice al mattino: "Okay, mi prendo la coccola di prendermi la colazione mentre salgo nella metro da Starbucks, mangio Mm, qualcosa e poi esco". È chiaro che se la mia capacità di spesa è di $10 al giorno per un qualcosa extra, okay, o vado a far colazione a Starbucks o mi fermo alla sera a fare aperitivo che a New York ti costa dai $10, $12 un calice di vino. almeno.
almeno. Almeno. Quindi tu capisci, Wayne, che se io devo scegliere, dico, vabbè, 5 giorni faccio colazione, un giorno salto la colazione e vado a prendermi un aperitivo. Un bicchiere di prosecco, praticamente. Esatto. Però Onestamente, nella scelta, mettendo in quei termini lì, anch'io penso, ma nella mattina ho bisogno di un caffè, no? Per andare al lavoro, o quando si esce dal metro, prima di entrare in ufficio, si ferma, prendi un caffè e vai su. In questo modo si comincia la giornata con il tuo caffè. Se devo rinunciare a quello solo perché sto pensando che quella sera lì voglio andare fuori a bere un bicchiere di vino con degli amici, preferisco avere quel caffè nella mattina per accendere un po' il cervello. quindi Wayne, è per quello che ti dico, nell'analisi di quando diciamo c'è un calo dei consumi perché la gente non vuole bere più, poi andiamo a guardare un po' tanti aspetti del perché la gente non beve più, perché non ha soldi, perché effettivamente vuole bere meno alcol, perché sta meglio, cioè possono essere diversi motivi, non c'è un motivo unico. Guarda, 8 anni fa sono a New York da un amico e mi dice dai che vado a prendere la figlia a scuola, scuole primarie, vieni assieme, ok. Arriviamo alla scuola e mi porta all'ingresso per farmi vedere com'è strutturata, no? Sai, con tutti gli armadietti, tutto quanto, e vedo un pannello con dei sacchetti appesi, con dentro, con scritto sugar content, ok? È un sacchetto pieno di zucchero e c'era scritto cola, un sacchetto con metà riempito di zucchero con scritto juice, fino ad arrivare a un sacchetto senza zucchero con scritto water. E mi fa, per spiegare il contenuto di zuccheri nelle bevande ai ragazzi hanno fatto questo pannello con ok? Sì. Allora la coscienza che lo zucchero può far male, ok? Che si è sviluppata col tempo nelle persone, ha spostato tanti produttori a fare la Coca-Cola zero sugar, giusto? Certo, Porto sempre il nome della Coca-Cola, ma le cole zero sugar. esatto. Però io continuo a vedere nei supermercati anche la cola normale. E i succhi di frutta, sì, hanno evitato di aggiungerci zuccheri ulteriori, ma già quelli naturali ci sono. Infatti è senza zuccheri aggiunti, ma il succo di frutta ha lo stesso gli zuccheri dentro. Certo, naturali, sì. E non è che uno, vedendo che con quelli naturali siamo a tot sacchettino di zuccheri, non beva più i succhi di frutta, no? Ok? C'è stata un'educazione nel dire, attenzione ragazzi, non è che voi dovete bere solo acqua, sappiate che ci sono queste quantità di zuccheri. Cosa significa? Se un giorno bevi la Coca-Cola, il giorno dopo beviti l'acqua, ma nessuno ti vieta di bere la Coca-Cola. Certo. Ok? Se l'alcol fa male quando eccedi nelle quantità, giusto? Certo. Quindi uno ti dice, evita di berti una bottiglia di vino, perché ti potrebbe far male. Beviti un bicchiere e non ti fa male. Certo. Quindi questo è il concetto, non è che o è nero o bianco, è chiaro che ci sono dei passaggi dove gli stili di vita delle persone cambiano, si scopre che lo zucchero fa tanto male come altre tossine, perché alla fine diventa una dipendenza dallo zucchero, perché ci sono studi che ne parlano, e quindi ti consigliano di usare meno zucchero, perché poi può darti problemi anche a livello di glicemie, eccetera. Certo. Quindi man mano che negli studi anche medici vanno a dare informazioni ulteriori, c'è un riassestamento dello stile di vita, ma questo non significa che un Ti devi prodotto viene smettere eliminato. completamente. Cioè devi bilanciare, quindi Esatto. è questo che sicuramente tutti facciamo, ma ripeto, Wayne, non è che se ti dicono guarda che l'alcol fa male, lo sapevi senza che qualcuno te lo dicesse, perché quando eri giovane bevevi 5 cocktail, poi ti trovavi sdraiato sul divanetto del locale e capivi Esatto. che qualcosa non funzionava, no? Sì, E quindi sì. sì,
di conseguenza da solo arrivi a capire questo concetto. Certo, Oh, certo. quindi, ripeto, il mondo del vino sì, sta soffrendo, ma stanno soffrendo anche tanti altri settori, non solo quello del vino. Cioè, dobbiamo porre attenzione che c'è un po' di sofferenza in tantissimi settori legati alla vita delle persone, proprio secondo in questo momento c'è una minore capacità di acquisto. Ok. Speriamo Post pandemico c'è stato un rimbalzo nei costi delle materie che è Sì, stato incredibile su sì. tutto quanto, è Io ho cresciuto sentito tutto. bottiglie che erano introvabili, che costavano il doppio, solo per il vetro sto parlando, non della bottiglia di vino Certo, finito, solo il vetro, il contenitore che ha aumentato assolutamente. tantissimo. E allora sì, questi Sì, costi devi passare a qualche parte, no? Perché i margini devono essere lì. Parlando un po' di questo concetto, io ho due domande perché siamo già più di un'ora, non voglio tenervi wow. così tanto. Sì, esatto, un'ora e 10 minuti. Due domande. La prima domanda è, abbiamo parlato di questa idea della bottiglia, scusa, il bicchiere di vino che costa Mm. 10-12 euro. Secondo te, anche forse l'idea di bere meno è collegato con questi rincarichi abbastanza importanti quando si parla vino by the glass a bicchiere? Secondo me questo incide tanto sul Sì, consumo. assolutamente. Per me questo è uno dei fattori che incide di più. Ok. Ma questa è una mia opinione. Oddio, è mia e anche del CEO di InBev americano, quindi sono in buona compagnia, voglio dire. Che anche lui è convinto che il prezzo, che il consumatore diminuisca i consumi perché gli costa troppo o perché ha Mhm. meno capacità d'acquisto perché il prezzo è troppo alto. Guarda che quest'estate sul lago di Como una coppia di amici erano lì, hanno preso 2 prosecchi e ho speso 18 euro. Io ho detto: "Beh dai, in riva al lago di Como 9 euro un calice di prosecco è tanto, però non mi fa 18 euro a calice". Quindi siamo in Italia, siamo al lago di Como. Probabilmente pensavano che fossi straniero, mi hanno messo 18 euro a calice, va bene. Quindi tu capisci che 18 euro a calice, A calice in al Italia calice in Italia di un è prosecco, altissimo. siamo fuori di testa. Mm. Ma anche il discorso dei 10, 12 $, $14 a calice di un prosecco a New York è un prezzo molto alto. Molto alto, molto È alto. un Ho prezzo sentito molto anche dei alto. prezzi più alti. Sì, Ho sì, sì. sentito di un Però amico sai, che in un ristorante fuori dalla città, però un ristorante stellato, un ristorante di livello mh, Michelin, tutto quanto, bottiglie di prosecco, non sto parlando di un prosecco di altissimo artigiano, bla bla bla, no, stiamo parlando di un prosecco, tra virgolette, industriale, era $110 a bottiglia per un prosecco. Allora i rincarichi sono pazzeschi. Bicchieri di vino in un ristorante a Stati Uniti adesso per qualcosa banale $15 a New York City, no? Allora stiamo sì, sì, parlando di un prezzo importante. Allora ringrazio Dio che vivo in Udine, dove un bicchiere di vino costoso è 6 euro. No, allora sono sì, super son contento. d'accordo, son Sì, d'accordo. sì, sì, C'è sì. stato io ho vissuto un periodo negli ultimi anni che un termine, era ricorrente ed era premiumization, no? Ok. Okay, quindi ragazzi dovevano smettere di vendere quantità, bisogna vendere qualità, bisogna premiumization, cioè la gente è disposta a pagare purché gli diamo un prodotto che valga, okay, Ok. e quindi posizioniamoci alto, brandizziamo, eccetera. Questo è stato un po' il leitmotiv di tutti quanti, premiumization. Però c'è stato, secondo me, un errore
a volte nell'interpretare cosa vuol dire premiumization. Premiumization non vuol dire che se il mio vino lo compro in un ristorante a 18 euro al calice vuol dire che è un vino importante. No, dipende perché lo paghi 18 euro, perché effettivamente è un vino che a bottiglia costa 200 euro, di conseguenza meno di 18 euro al calice non può vendermelo in ristorante perché deve mi segui quello che sto dicendo? O Sì, 100 euro a bottiglia, oppure cavalchiamo l'idea che lo vendiamo a 18 perché ho visto che la gente è disposta a spendere anche 18 euro, soprattutto dopo la pandemia la gente non guardava i prezzi perché sembrava che fosse stata sei uscita di prigione, passano i esatto, termini, ok, volevo dire proprio se spendo anche liberato un dalla po' di più, prigione, no? sì, ok, se spendo anche un po' di più non importa, tanto e quindi c'è stata quest'idea del far diventare un'esclusività anche, probabilmente. In Ok. certi, qualcuno solamente per marginare più soldi perché la gente è disposta a pagare, altri perché dicono ma facciamo diventare una cosa figa, esclusiva. Sì, però allora cade il principio di dire però adesso la gente non consuma più, non ti devi lamentare se gli hai portato a spendere 18 dollari un calice di vino, banale nel senso che non ha giustificazioni per avere quel prezzo, non puoi lamentarti poi se non vendi. Ok. Dopo Ah, che stiamo a raccontarcelo, cioè di fondo deve esserci un corretto rapporto qualità-prezzo bisogna ritornare anche a pensare, ma questo è un discorso che va fatto soprattutto con gli importatori, i distributori, per quello che è importante andare sul campo, andare in un ristorante, capire qual è la politica, perché se non c'è più la politica del per tre, che normalmente è la politica che viene applicata in tutti i ristoranti per 3, per 3 o per 4 del valore della bottiglia, tenendo conto di prezzi di acquisto delle bottiglie nei ristoranti di 8-9 dollari, significa che li vendono dai 25 ai 30 dollari ok, e siamo su un prezzo che è buono negli Stati Uniti per una bottiglia di vino al ristorante, no? Se siamo su quell'ordine dei prezzi. assolutamente. Beh, chiaro che lì ci sono ristoranti che acquistano bottiglie a 8-9 euro, magari la qualità del prodotto c'è e loro dicono io la vendo a 40-50 euro perché ci margino sopra, ci margino tanto sopra ed è Certo. lì che secondo me deve intervenire la parte del produttore, eccetera, nel spiegare che il suo vino viene venduto a quei soldi perché il suo target è che nel ristorante venga venduto su quella fascia di prezzo perché vuole intercettare quei consumatori, ok? Ok. Allora devi avere Perché secondo me è l'input proprio del importante. produttore per dire non devi vendere questo vino per più di tot. Ma secondo me non è più è spiegare, ok, Chi che è il tuo target? bravissimo. Ok. Per me è io ho visto una cosa, che se al ristorante tu arrivi con un prodotto e gli dici guarda, questo vino qua è stato fatto con packaging, cioè costruita anche tutta l'immagine, eccetera, perché ci interessa che sia su questo, per questo consumatore, per questa fascia di prezzo e gli spieghi la filosofia che c'è dietro e il perché vale questo, ok? Io ho visto che il 99% delle volte il ristoratore o quello del negozio dice ok, adesso ho capito il perché Mhm. questo prodotto che potrebbe essere venduto a 30, tu dici lo vendiamo a 25. Perché dietro c'è una motivazione, può essere una motivazione economica, una motivazione filosofica, però c'è un motivo, ok? Certo. Ma questo implica che tu devi fare un lavoro che va oltre quello di vendere. Beh sì, è un lavoro che è quello di comunicare e di fare export, nel senso porto non solo questa bottiglia, ma porto un territorio, un vino, un qualcosa da far conoscere e che diventi un prodotto che fa riconoscere un territorio, Ok. ok? Quindi Ok. è un passo diverso
ed è un qualcosa che viene apprezzato quando viene fatto da parte del tuo buyer, che non è l'importatore. L'importatore, lui fa un lavoro tecnico, che è quello di importare, seguire tutta la legislazione e distribuirtelo, ma sarai te che decidi dove, come, quando e perché, con lui chiaramente, ma il vino è tuo. Io ripeto, la bottiglia è del produttore, non è dell'importatore. Ok, ok. Dobbiamo fare attenzione a questa parte qua. Il più delle volte è come quando il vino va al supermercato. Mhm. Non è Coop il mio acquirente, è il consumatore che acquista sullo scaffale della Coop. Ok, Io devo rivolgermi a lui. ok. Cioè, se il Coop mi dice io cerco un prodotto che sullo scaffale sia 5 euro, a me no. Il concetto è, io voglio sapere prima tu cosa stai cercando dalla mia azienda. Tu stai cercando un prodotto, non a quanti soldi lo vuoi comprare, a quanti soldi lo vuoi vendere. Per me è essenziale capire a quanti soldi vuole venderlo. Perché se Ok. lui dice voglio vendere un prodotto a 5 euro sullo scaffale della Coop e vado ad analizzare e vedo che a 5 euro della Coop ci sono tutti i vini, diciamo, prodotti da cantine sociali, no? E tutti i GT. E io come produttore faccio vini DOC solamente, gli dico no, io devo posizionarmi a 8 euro come gli altri DOC. E lui mi dice no, ma a me manca un vino da 5 euro, basta, è chiuso l'argomento. Indipendentemente che io ci possa anche star dentro a livello di costi, faccio un esempio, però sbaglio il posizionamento, ma lo sbaglio non solo per me, lo sbaglio per me, ma anche per tutta la categoria di quel prodotto. Quindi Capisco. Bello. o ragioniamo a sistema o ragioniamo facciamo ognuno i cavoli suoi. Ed è Ok. questo secondo me che è importante capire, cioè se un vino effettivamente li vale, perché poi dobbiamo anche renderci conto che non tutto può valere 10, ci sono anche cose che valgono 5, però io devo rispettare anche il lavoro che fanno in vigna e un territorio che può esprimere determinati valori qualitativi di un prodotto, metterlo cioè svalutarlo nel prezzo di vendita è sbagliato, come anche sopravvalutarlo è sbagliato, perché Ok. anche quello non è corretto verso il consumatore. Ci deve essere un equilibrio, però essenzialmente in base alla mia politica devo capire a quanto viene venduto al consumatore la bottiglia di vino, non quanto io la vendo. Perché io posso decidere anche di vendere una bottiglia a 10 che al consumatore va a 50, ok? Ok. E in mezzo c'è un guadagno enorme di 40 di tutti quelli che sono nella filiera, ma perché? Perché dico, io questo lo investo perché faccio una bellissima attività di marketing assieme con l'importatore, ok? Per spingere il prodotto e farlo conoscere. Quindi mi accontento di guadagnare solamente 10 o di venderlo a 10, quindi guadagnare pochissimo, perché gli altri 5 li investo assieme con il mio importatore per fare tutta una promozione, per Ok. fare serate, per spiegare, eccetera. Capisco. Quindi possono essere tanti motivi, cioè il mio prezzo di vendita non è quello che deve determinare il prezzo finale, ok? Cioè il mio prezzo di vendita può essere corretto, nel senso solito moltiplicatore per 3, per 4, tanto per essere chiari, come dire no, è più basso o è più alto, perché sono un brand così forte che chi acquista il mio vino non ha bisogno di fare attività. Perché? Perché le faccio già io worldwide, voglio dire, punto. Non serve Ferrari. Se tu vai a comprare una bottiglia di Ferrari, non devi preoccuparti di fare attività per spiegare il vino di Ferrari. Ferrari è sponsor del Formula 1, ha tutti i canali dove è visibile e conosciuto, quindi io che acquisto Ferrari non ho bisogno di spingere e investire soldi. Quando vado in un ristorante e gli dico io sono il distributore di Ferrari, vabbè, 3 bottiglie lasciamelo che tanto un cliente me le domanda di Ferrari, le vendo sempre.
faccio più fatica a vendere un brand che non è conosciuto e quindi devo fare un'attività, voglio dire, di spiegazione, spinta del prodotto, eccetera, ma Ferrari me lo vendo da solo. So che il prezzo medio di vendita al ristorante è 60 euro a bottiglia. Se anche tu me ne domandi 40 e io non posso fare per 3, ma faccio o me ne domandi 30, faccio solo per 2, mi va bene lo stesso perché non spendo niente e si vende da solo. Quindi Ok. lo compro e lo vendo subito. Quindi a volte le famose regole funzionano come regola generale, ma non funzionano come un assioma o un diktat che è solo così. Ok. Le dinamiche del mercato cambiano, possono cambiare, le cose sono completamente diverse, però è essenziale, secondo me, quando uno fa un'attività, capire chi è il suo consumatore a cui si rivolge e di conseguenza a che prezzo devo commercializzare il mio prodotto, seguendo un po' il mercato cosa dice. Ok, allora io so che ci sono tanti produttori che mentre che lavorano, che sono in macchine, che sono in vigne, ascoltano questo podcast. Allora, volevo chiederti, sapendo che la gran parte dei produttori qui in Friuli sono piccole medie, no? Allora stiamo parlando da 50.000 bottiglie fino a 300.000 bottiglie, allora piccola media. Cosa sarebbe il tuo consiglio per questo livello di produttore per avere una strategia di vendita fuori dell'Italia, soprattutto per i produttori in Friuli, Venezia Giulia? Allora, è essenziale trovare dei piccoli importatori che si prendono in carico l'azienda. L'attività che io suggerisco, parti come faccio io e l'ho fatto per tanti anni, parto, sto via 20 giorni in Canada e giro tutto il Canada ed esco ogni giorno con un ragazzo del sales team, andiamo a incontrare catene di ristoranti, facciamo un portfolio testing, eccetera. Un piccolo produttore non riesce a farlo perché tendenzialmente non è una persona dedicata a fare questo, Certo. anche perché i numeri non lo sosterrebbero. Quindi qui il discorso è completamente diverso, è il contrario. Io devo trovare qualcuno che crede nella mia azienda, crede nel mio prodotto ed è lui che diventa il mio testimonial. Ok. E quindi è lui Lei, che lui o lei. sì, lui inteso come Come importatore, non come importatore. persona fisica. Certo, Sì, lui no, no. inteso come importatore e Scherzando. distributore. Sì, assolutamente. Quindi è molto è indispensabile trovare un qualcuno che sia poi la tua mano lunga, voglio dire, che rappresenti Mm. veramente la tua azienda e il tuo vino. Questo è l'unica, a mio avviso, l'unica strada se uno è un piccolo importatore, trovare qualcuno. Un tipo di un partner, il cosiddetto partner, no? Che non sei Sì, parte di ma un può essere portafoglio di 500 etichette, ma fa parte di una piccola famiglia dei vini che loro lo tengono proprio di cuore. esatto, sì, ma può essere anche un'enoteca specializzata, può essere un ristorante, anche un ristorante può fare un buonissimo lavoro, o una piccola catena di 3, 4 ristoranti. Sono tantissimi bellissime realtà in UK, ad esempio, che conosco, che ho conosciuto, che hanno 3, 4 locali, no, Ok. dove fanno anche tantissime cene di lavoro, nel senso, lavorano sono nell'area della City, quindi molti quando escono alla sera continuano a fare team building, sai, escono: "Okay, questa sera è giovedì, c'è team building, ci troviamo tutti a mangiare assieme dopo una giornata Ok. di lavoro", eccetera. E son questi ristoranti che poi fanno una serata che è experience, perché cosa vuol dire? Andare a mangiare tutti assieme, dico: "Okay, questa sera abbiamo preparato un pairing tra food and wine, tra beer and food", dipende dalle serate, però Mhm. questo ad esempio sono locali che sono perfetti per un piccolo produttore. Ok. Perché vanno a proporre qualcosa a qualcuno che è lì, disposto ad ascoltare
qualcuno dice guarda ho trovato questo produttore, lavora benissimo e ha un valore aggiunto perché fa una produzione sostenibile eccetera, perché poi anche questo che è un tema che non abbiamo affrontato, ma è un tema che È anche questo importante. diventa assolutamente parte della sostenibilità, che non è solo ambientale ma anche sostenibilità sociale eccetera. Ok, È un tema importantissimo anche questo, però qui andiamo su un altro capitolo del libro, certo. diciamo, però per i produttori, e ci sono importatori, nella mia vita ne ho conosciuti anche proprio gente che gli piace, tipo dei talent scout, io li chiamo wine scout, che vogliono trovare il piccolo produttore, la cantina, ma vogliono trovare un'idea, vogliono Mm, trovare il vino, vogliono capire l'idea che c'è di fondo. Brosco Gardner 20 anni fa aveva proposto l'orange wine e 3 bicchieri di Gambero Rosso gli hanno detto già produci dei vini buoni, perché ti sei messo a fare queste schifezze? E poi esatto, è diventato un guru, ok? esatto, Lui è esatto. partito con un'idea, poi non è che tutti devono essere Brosco Gardner, per l'amore di Dio, non tutti riescono a diventare Miani con Reposco, Mm, che è un super vino, anche quello riconosciuto a New York, l'ho trovato $800 in carta vini, pensa a te. il Reposco di Miani. Quindi voglio dire, ci sono delle eccellenze, ma non è che uno debba pensare di diventare un guru come questi vignaioli, però uno deve avere una sua filosofia, deve avere una sua idea. Certo. Ma è come quando tu conosci una qualsiasi persona, se qualcuno ha un suo carisma, è una persona interessante con cui hai voglia di fare anche una chiacchierata, indipendentemente che poi lo frequenterai sempre, voglio dire, però quando lo trovi piacere, perché è una persona con cui hai la possibilità di discutere, parlare e avere un'altra idea. È la stessa Ok, cosa, se tu trovi un produttore che fa un qualcosa perché ha una sua filosofia, ha sempre un perché da dirti, c'è ok. sempre un qualcosa. Ed è questo che le persone cercano, perché devo prendere la tua bottiglia rispetto a un'altra? Perché tu mi proponi questo vino rispetto a un altro? Ok. Altre cose che si può consigliare per un produttore, a parte di trovare il partner giusto, che secondo me è Allora uno mi dice, fondamentale. sì, e uno mi può obiettare, sì, bellissimo il discorso, e come lo trovo? Facendo allora, le fiere sono importanti, sì. Fiere come Provine, Vinitaly, Vinexpo, nì. Nel senso, sono fiere parecchio costose e sono fiere dove all'interno, c'è di tutto e di più, voglio dire. Ci Certo. sono tante altre fiere di settore organizzate anche da ICE, dei B2B molto più dedicati, dove Mm, è più dedicato alle piccole e medie imprese, ok, e quindi con anche agevolazioni in regimi de minimis, adesso parlando di cose molto concrete. Quindi allora io ho cercare visto che alternative ai fieri, diciamo, allora importanti, son costosi. costose, Sì, sono molto costose, costosi. quindi, la domanda è sempre: does it make sense Esatto. spendere 5.000 € per fare una fiera, per trovare un importatore che mi compra 1.500 € all'anno? Ha Mm, senso? secondo me no. Quindi ci sono tanti altri canali, che uno può sfruttare, che sono, ripeto, tramite l'ICE, che stanno facendo attività un po' in tutto il mondo. Devi anche targetizzare i paesi. Io dico sempre: prendi un compasso, lo metti da dove abiti e comincia a fare i cerchi concentrici, no, okay, perché più ti allontani da dove abiti e più devi investire tempo e soldi, okay? Ma è Quindi incredibile che tu lo dici questo, perché sono anni che sto dicendo questo. Ci sono dei piccoli produttori con cui ho parlato e hanno detto: "Ah, ma sai che il prossimo mese facciamo un viaggio per fare una fiera in Seoul, in Corea." E ho detto: "Ma tu fai 5.000 bottiglie, cosa stai facendo a Corea? Vendi a Udine. Vai in macchina, vai a cercare 2 o 3 locali importanti a Udine e vendi metà della tua produzione, praticamente puoi andare a piedi." No, deve andare fino a Corea perché pensano di fare un mercato internazionale.
Però questa idea di concentric circle, secondo me, era una cosa che sto dicendo già da anni. Allora, bravo che noi pensiamo nello stesso modo. Sì, ma poi deve fare anche una politica che è legata a breve, medio e lungo. I mercati vanno affrontati a seconda della complessità, della distanza, eccetera, nel medio, breve e lungo. Quindi prima concentrati nel breve termine, mercati di prossimità, chiamiamoli così, e mercati maturi. Io ti parlavo prima dell'Africa. Io ho iniziato a lavorare 5-6 anni fa sul mercato africano, pian pianino, un mercato molto complesso, molto costoso, molto, che voglio dire, è l'ultima tappa che fai quando tutti gli altri mercati sono coperti. Ok. Anche solo l'Africa, vai in Africa, ma perché? Perché andare a vendere in Africa significa che per i primi 3 anni spendi soldi, non porti a casa soldi. Ok? Ma perché? Perché già vendi da tutte le altre parti e ti crei anche le risorse per dire devo arrivare qui, perché se è un mercato che crescerà in futuro, se ci credi che sì, prima arriva, chi prima arriva meglio alloggia. Però ripeto, non ha senso adesso la Corea. Perché tutti vanno in Corea? Perché la Corea sta crescendo del 20%, ma del 20% di cosa? Il 20% della Corea vuol dire il 0,02% degli States. Ah, Quindi la mia ok. domanda, sì, nei consumi, no? Quindi voglio dire, ha senso che io insegua la Corea o ha senso che io vada a trovarmi un importatore di nicchia statunitense? Quello lì mi fa gli Bravo. stessi volumi che mi fanno giù in Corea, senza, Giustissimo. attenzione, senza up and down, perché il mercato della South Korea è un mercato che è in costruzione. Quindi, wow, super boom, poi non acquistano più. Calo, esatto. E poi riacquistano dopo 1 anno e mezzo perché hanno acquistato troppo, perché pensavano di vendere, perché è un mercato ancora che non ha numeri. L'importatore americano ha i numeri di cosa vende e ti fa un piano di crescita, se è possibile, o ti dice annualmente ti compro 10 perché questo è il mercato che serve, questo è il consumo che c'è. Perdo Molto, qualcosa, acquisto dall'altra parte, ma molto il interessante mercato. questo paragone dicendo che più 20% in Corea, wow, sembra tanto, fantastico, 20% in più, dai andiamo, spingiamo, però come hai detto tu, relativamente 20% di più in Corea è niente nei Stati Uniti, è una cifra bassissima. Cioè, è sempre quello il concetto, è il mercato di riferimento. Cioè, Certo, quando uno mi dice, il prosecco è aumentato del 2% le vendite, vabbè, il 2%, sì, ma fa 660 milioni di bottiglie, anzi tendenzialmente 700 milioni di bottiglie. esatto, Allora, attenzione, il 2% di 700 milioni non è il 2% di 7.000, no, ok? è È un molto po'. diverso. Quindi quando uno mi dice negli States si prevede che ci possa essere una contrazione del 3% del mercato con i dazi su un vino, che può vino grigio o prosecco, io comincio ad agitarmi, perché il 3% di 700 milioni, È viva tanto. Dio, Questo è un'impressione. sono 2 milioni e 100.000 bottiglie, quindi Eh, non sono poche. È un'impressione che i grandi produttori, che i piccoli non ce l'hanno, 10% o 2% di calo per un produttore che solitamente fa, non so, 15.000 bottiglie a Stati Uniti, ok, forse in termini di valore è importante, però in termini di bottiglie che rimangono a casa sono due bancali praticamente. E invece Esatto. per un grandissimo produttore, se tu hai un calo di 2% e vendere milioni di bottiglie, quello è un magazzino intero da quel 2%. Il famoso prezzo, dicevamo, attenzione che c'è stata fatta una premiumization, che ci sono stati dei prezzi che sono andati fuori range. Io mi ricordo, parlando con il buyer di Majestic, che è un'altra catena che ha negozi in tutto UK, in Inghilterra, no? Mm. È la più grossa catena di negozi di alcolici. E adesso sono entrati anche nel settore dell'hospitality. Parlando con il buyer, lui mi diceva: guarda, abbiamo fatto un esperimento con il prosecco all'epoca, post pandemico, che quindi sai c'erano tutti i costi aumentati eccetera. Abbiamo fatto uno spostamento del prosecco che noi vendevamo sotto di
10 pound, l'abbiamo messo a 10 pound e 50, ok? Ok. La foga della premiumization, meno 20 cioè un 10% in più è stato meno 20% in volumi di vendita, 10% in più del prezzo, Wow. ok? Ok. Quindi ha dimostrato che ci sono determinati Limite. prodotti Ok. e determinati vini che una variazione di più 1 equivale a meno 2. Capisco. Perdi il doppio di quello che hai aumentato. Quindi è successo anche agli amici francesi con lo champagne, che era l'unico vino che faceva più 10 meno 10. Ultimamente anche loro hanno avuto un problema che da più 10 è diventato meno 13, meno 14. Ok? Ah, Quindi un più 10% del prezzo vuol dire un meno 14% nelle quantità, mentre loro sono sempre stati proporzionali 1 a 1, più 10 meno 10. ok. È interessante anche questo da, Certo. da- da analizzare, perché anche questo ti pone un'altra domanda. Ma se fino a ieri il consumatore più 10 meno 10, ok, perché adesso più 10 meno 14? Vuol dire che il consumatore dice ok, c'è una soglia oltre la quale secondo me non vale la pena o costi troppo e trovo l'alternativa. Esatto. Ok? Sì, sì, Quindi sì. attenzione, anche lì sono tante le cose su cui bisogna ragionare e su cui bisogna calibrare poi la strategia che uno ha. Però ripeto, la scelta del piccolo partner, eccetera. A volte uno i soldi che spende per una fiera, se riesce a individuare anche dei partner in mercati vicini, che può essere in Austria, in Germania, eccetera, prende la macchina, va su, telefono, dici guarda, passo davanti, le posso lasciare una campionatura, entra, gli lascia la campionatura, nel frattempo va a trovare 2 amici che hanno un ristorante, che sono già clienti, e passa davanti altri 2, gli porta la campionatura. Guarda che tante volte metterci la faccia e non la mail funziona ancora, ti Ok. dico sinceramente, Wayne. Eh, questo Io contatto diretto, no? Sì, allora questo non può succedere se vai da Marks Spencer o vai da Waitrose, perché non è che se Ovviamente, arriva e sì. suono il campanello da Waitrose mi dicono guarda, Ciao, ti lascio un paio di sì, esatto. sì, Sì. esatto, non funziona così, ma No. sono dinamiche diverse. Però il ristorantino, il piccolo negozio, eccetera, lo contatti, dici guarda, sono di passaggio, posso venire a trovarla, magari è già un po' interessato. Chiaro, uno che dice guardi, non venga neanche perché non mi frega niente, no, quindi un po' sì, la chiacchierata prima la devi sempre fare, però ripeto, se sei un piccolo produttore, concentrati. Quello che ti ho detto di fare i cerchi è molto importante. Quello dei paesi dell'est in questo momento sono gli unici mercati in crescita. Sono gli unici mercati in crescita, ma non è che ho scoperto l'acqua calda. Sono gli unici paesi dove il PIL cresce per il Ah, semplice fatto che sono in fase di sviluppo, no? ok. Ok? Quindi se tu vai nei paesi dove il PIL sta crescendo, Si vede un perché sono in crescita fase di anche nella sviluppo. vendita del vino. Polonia, sono stato su a Danzica tempo fa, alla sera, cioè ragazzi, c'era un giro di gente giovane, locali pieni dappertutto, cioè era una roba incredibile. Per quanto poco è un mercato che è super dinamico, è super in crescita. Mm, E stessa cosa a Tallinn o a Vilnius, cioè sono paesi che vedi che c'è dinamismo, c'è giovani, c'è vita, e quindi sono mercati che sono in crescita e di interessante. conseguenza sono mercati Però sono molto mercati in interessanti. crescita perché l'economia è in crescita. Ma certo, Ok. ma io dico sempre, fare anche anche se non hai un lavoro, ma passarti un weekend a Tallinn, a Danzica, in certe città importanti, ti dà un'idea di come funziona anche la vita, lo stile di vita in determinati paesi. Mhm. Stiamo parlando che per andare a Tallinn il weekend con 120 euro di Ryanair e altri
150 euro, cioè con 300 euro fai il viaggio, compreso l'hotel per dormire, e con altri 100 euro mangi, sono 400 euro di investimento, magari vai su con la tua compagna, fatti un giro e ti diverti anche a vedere una città europea, vivi la città e vedi come funziona e Ok. capisci, Eh, vedi quanti ristoranti italiani ci sono rispetto a ristoranti tedeschi o francesi o ristoranti di Asian food. Quindi vai in uno e vedi se hanno una lista vini, se tengono più birre che vini, capisci un sacco di cose, ma mm, devi andare a girare. molto interessante. Molto Ma interessante questo. vale tanto perché devi conoscere le abitudini delle persone, Certo. devi conoscere le abitudini delle persone, cioè, altrimenti altrimenti ragioni solamente per stereotipi. Ok. Ah, tedesco gli interessa il vino che costa poco e perché beve birra. Hanno un calo del 12% di consumo di birra in Germania. Pensa a te. Più lo alcol della birra, che ha 3 gradi, e uno mi dice: "No, bisogna fare tutto low alcol o zero alcol". Ragazzi, meno 12% la birra. È un low alcol perché fa 3, 4 gradi, in Germania non fanno Bilderberg da 9 gradi. Infatti. Allora, è perché la gente non vuole più bere birra? No, Non credo. non credo, Boh. non credo. Quindi la ragione perché? Perché ne hanno meno soldi in tasca? Ma magari torniamo a quello che dicevo prima io: ho meno Esatto. soldi, Meno soldi. cavolo, basta meno che comprarmi la lattina di birra, invece di berne 5 ne bevo 2, punto, basta, Esatto, fine della esatto. trasmissione. Quindi anche questo è, cioè, e se non vai in Germania e non ti fai un giro e vedi cosa succede, Non si non hai capisce. idea. Esatto, No. E esatto, il mondo esatto. cambia tanto velocemente, Vero. ed è girare nei paesi è essenziale per capire, e ripeto, se è un piccolo produttore, vai a targetizzare quei 4 o 5 paesi, dove hanno Esatto. anche, dove che ti sono vicini, che vedi che si può crescere, vai a vedere quant'è il consumo, ci sono 1.000.000 di dati, PIL, pro capite, Mh. per numero di persone, quant'è che incide la percentuale del turismo, che quindi vuol dire arrivano anche persone per spender soldi, okay, quindi il bicchiere di vino va bevuto, quindi quanto sono turistiche le città o i paesi, identifica, quali sono il consumo pro capite di alcol in generale, e poi vai a vedere il vino, perché il vino magari non lo consumano perché non fa parte della loro cultura, ma hanno un consumo pro capite alto di alcol, quindi il vino fa parte degli alcolici, quindi può essere un qualcosa che può interessare il mercato. Bisogna ragionare un po' ci sono dati, i dati ci sono, l'ICE l'ITA pubblicano i dati di quanti sono gli import paese, nazione per nazione, numero di persone, consumo medio di alcolici, frequenza di consumo 1 volta all'anno, 2 volte all'anno, eccetera, cioè tutti i dati ci sono. Una volta che uno ha tutto in mano questo, decide dove andare, però Okay. il lavoro da fare prima è quello di identificare dove andare e, ripeto, partire da vicino per finire lontano. Cioè, Fa per un fanta produttore del Collio, voglio dire, vendere a Palermo o vendere a Parigi è la stessa distanza, son sempre 1.200 chilometri, okay? vero, vero. Okay? C'è una differenza, che vendere a Palermo può vendere direttamente a un ristorante che non ha problemi normative e di accise, di documentazione, doganale, eccetera. Se devo vendere a Parigi, anche se siamo in Comunità Europea, ho tutta una serie di documentazione da produrre. Okay. Fermo restando che in Francia, dicono un tecnicismo, è obbligatorio il disegno della donna incinta barrata. In Mh-mh. Italia non è obbligatorio. Quindi Esatto, se la mia etichetta non ce l'ha, non posso vendere in Francia perché devo metterci anche quella, esatto, okay? esatto, esatto. Quindi devo conoscere che tutte le normative dei paesi, e Mh. contiene solfiti, deve essere scritto in francese se si vende in Francia, nonostante che la normativa europea dica inglese e nella lingua del produttore. In Francia ti dicono: "Okay, non è scritto in francese, noi ti multiamo". Uno dice: "Ma Ah. non è giusto". Sì, perché poi c'è tutta questa parte Mh. che è importante. Quando tu vai a lavorare all'estero,
inizia dalla comunità europea, che già non è tutto uguale in comunità, perché più ti sposti fuori, più la parte burocratica si complica. Esatto. Stati Uniti, Patrizio, dobbiamo chiudere, siamo quasi a 2 ore. Io posso parlare con te tutta la giornata perché sei così pieno di informazione, pieno di osservazione, punti di vista. Secondo me è molto, molto valuable i tuoi consigli e anche molto interessante di sentire il tuo punto di vista. Allora, possiamo sempre pensare di fare un'altra chiacchierata più avanti dopo le feste o qualcosa così. Cosa pensi? Sì, volentieri, magari cercherò di essere un po' più breve, magari affrontiamo o facciamo a pillole di argomenti la prossima volta, Ok, tocchiamo solo un argomento e così, visto che qua ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un overview, esatto, magari la prossima volta c'è un argomento più specifico che può bella idea. interessare, esatto, e andiamo a Parliamone. toccare un argomento. Esatto. Se da questo podcast hai qualche produttore che ti chiama e dice sì, ma sarei più interessato a sapere di, magari ci sentiamo e Ma vediamo infatti faccio quello. Quando faccio l'introduzione di questo podcast, ovviamente chiedo ai produttori di mandarci, non lo so, qualche idea, qualche domanda che forse in un futuro podcast possiamo affrontare insieme. volentieri. E poi, anche se qua ci sentono tutti quanti, va benissimo lo stesso, noi poi ci troviamo un giorno a pranzo e andiamo a mangiarci un boccone assieme, o una sera a cena a Udine in una delle osterie, volentieri, dai. Ok, Cosa dici? sarebbe un grandissimo Possiamo piacere farlo? per me. E No, volentieri, Wayne. forse invito qualche anche amico produttore, possiamo stare bene insieme e sentire delle Guarda, tue consigli, le tue esperienze. ma guarda Wayne, se poi io ho tanti amici che sono nel mondo anche non solo del vino, ho anche amici fotografi, giornalisti che arrivano da vari paesi, States, Olanda, Canada. Può essere un'occasione che magari portiamo anche loro, così facciamo una chiacchierata anche un po' a 360 gradi, non solo del vino, ma magari sai, si sente un po' come gira, che aria tira un po' a destra e a sinistra. Io mi diverto sempre a aver chiacchierate con persone che arrivano da altri paesi per sentire un po' come sono le cose, come stanno Esatto, cambiando. Molto esatto, interessante. esatto. Bene, Patrizio, grazie Grazie tantissimo mille, per Wayne. il tempo passato con me. È stato veramente un piacere. Super, ottimo, grazie mille. Grazie E buona Patrizio. giornata. Buona Ciao, giornata Wayne. anche a te. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao. Voglio ringraziarvi per essere qui alla Taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli, e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast, lasciaci una recensione di 5 stelle.